600 anni di storia sono raccolti nella mostra Tesori e Imperatori, lo splendore della Serbia romana, che inaugura oggi ad Aquileia. I 62 reperti datati dal I al VI secolo ed esposti a Palazzo Mejzlik provengono dal Museo Nazionale di Belgrado e da altri 6 musei serbi. Raccontano un territorio in cui nacquero ben 17 o 18 imperatori, tra cui Costantino il Grande, e che vide sorgere grandiose ville imperiali come quella di Felix Romuliana. Tutti luoghi legati ad Aquileia, città anch'essa di frontiera per l'impero romano nel periodo della sua espansione, crocevia di strade militari e commerciali, porto fluviale di straordinaria importanza. In continuità con il ciclo Archeologia Ferita, l'intento della mostra organizzata dalla Fondazione Aquileia con il Museo di Belgrado e la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia è quello di perseguire una rinnovata apertura verso contesti come quello dell'attuale Serbia, che nell'antichità erano strettamente collegati e che ancora oggi riconoscono in Aquileia uno dei centri di irradiazione di comuni istanze culturali. 3 tesori protagonisti del percorso museale, con al piano terra una scenografia virtuale immersiva che introduce il visitatore alla mostra attraverso immagini e suoni evocativi dedicati al Danubio e alle sue acque, spiccano capolavori come l'elmo dorato e tempestato di gemme in pasta vitrea, il tesoro in argento, le maschere da parata, il ritratto del padre di Traiano, la testa di bronzo di Costantino e quella in porfido rosso dell'imperatore Galerio. Tutti reperti che mettono in luce una potenza militare, quella dell'esercito romano, che coltivava uno splendore cerimoniale e che lasciò un marchio indelebile sul territorio dell'attuale Serbia.